La visita del presidente Mattarella in Giordania per il Medio Oriente, ha detto il capo dello Stato, incontrando re Abdullah II, il dialogo è l'unica soluzione. Gerusalemme appartiene alle 3 grandi religioni monoteiste. L'inviata è Nadia Zikowski. Condividiamo una quantità di obiettivi e di criteri di valutazione. Abbiamo l'obiettivo che l'area mediterranea sia un'area appunto di pace, di dialogo, di collaborazione, di sviluppo economico, di sviluppo sociale. E questo si può fare soltanto attraverso il dialogo, nella linea che qui in Medio Oriente lei in persona e la Giordania sviluppa. A re Abdallah il presidente Mattarella riconosce lo storico ruolo di mediatore, alla Giordania quello di architrave di saggezza nel Medio Oriente, oltre che di paese con una straordinaria capacità di accoglienza. A questa generosità, dice Mattarella, l'Italia risponderà continuando e intensificando la cooperazione, ma è tempo di ricostruire l'Iraq, presto anche la Siria, perché i profughi possano rientrare. Vedo questo paese come un hub per le imprese, dice. Sul prossimo governo di Israele bisogna attendere, concordano Mattarella e il re, fermo restando che i confini non possono essere mutati in modo unilaterale e che Gerusalemme è città universale, luogo delle 3 grandi religioni monoteiste. Dal Monte Nebo, la terra promessa, sera si vede nel suo insieme. Al custode di Terra Santa il presidente regala la Madonna del Cucito. C'è bisogno di cucire. Perché c'è chi si ostina a sciogliere e a creare divisioni.